ci posso credere. Bravo! Così mi fai perdere tutti i clienti. Ma perché stai vendendo i giocattoli? Perché io e la mamma siamo rimaste senza un soldo. E tu lavori al mercato, scusa? Al mercato non ci posso più stare. Perché devi studiare? Magari. No. È che sono arrivati quei brutti ceppi a chiedermi i soldi dell'affitto extra. Di che affitto parli? Il banco al mercato non è il tuo. È quello che dico anch'io. Ma ci sono questi prepotenti che si sentono i padroni della città. Arrivano e con le mazze da baseball, boom, 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 ti rompono tutto, ti buttano tutte le cose per terra e con questa gente se reagisci rischi anche di finire all'ospedale. Figo! Ma che figo! Sono tre brutti da fare spavento. Fanno capo a uno ancora più cattivo, che non si fa vedere mai. Tutti sanno che c'è, ma nessuno sa chi è. Strano, no? E gli altri al mercato non dicono niente. Hanno paura. Se solo si decidesse di stare tutti uniti. Fighi questi. Beh, potevi chiamarmi, magari mi ci mettevo d'accordo io. Ma che fighi e fighi, e poi io non mi metto d'accordo con degli influencer. E faresti meglio a non farlo neanche tu. Insomma, sono dovuta scappare dal mercato ed eccomi qui a vendere i miei giocattoli per la strada per mangiare. Quindi se non mi fai vendere, io non mangio. Tu non hai fame? Lascia perdere. Mangerei i sassi dalla fame, sono mesi che vado avanti con i soliti lavoretti. Scusa, Lino, a proposito, ma perché tu eri venuto qui a cercarmi? Scusami. Lino, che cosa hai combinato? Niente. Ah sì, Mia! Devo dirti una cosa importantissima, meno male che me l'hai ricordato! Ah, davvero? Sì, è successa una cosa che potrebbe mettere fine ai nostri problemi. Cioè? Forse non saremo più poveri. Allora guarda Lino, che sia una cosa che mi fa arrabbiare, non me la dire per niente, guarda che oggi non è giornata, io le conosco bene le tue idee. No, giuro che non è niente di losco, illegale e pericoloso, va bene? Che è successo? Un miracolo. Pensa, potrai comprare le medicine a tua mamma e tuo fratello potrà addirittura tornare dalla guerra. Oddio, che è successo? Allora. Aspetta, te lo dico io. Allora, hai trovato un barattolo gigante di Nutella per la strada? No. Allora hai trovato un baule pieno di salami, prosciutti, mortadelle. No. E allora ragazzi, sono esplose le banche e stanno piovendo soldi. No. E allora che è successo, Lino? Auguri, Lina! Ah, perché è Natale? No. No! Allora è il tuo compleanno, auguri! No. No, allora è il mio compleanno! Ma davvero? No! E allora auguri perché, Lino? Reggiti forte. Un uomo ricco e potente mi ha detto che dovrebbe chiederti sposa. Che cosa? Sì, sposa, Lina, sposare, è presente. Ma chi? Come? Quando? È un ricco commerciante che possiede uno splendido castello con il maggiordomo, la piscina, l'elicottero, una tigre, lo stadio e soldi a non finire. E anche montini, film e culture, insomma. Ma sei sicuro? Ma certo, se lo sposerai anche tu diventerai ricca e felice, sei contenta? Ma io lo conosco, voglio dire, se a me non dovesse piacere questo signore... Ma che dici, Mina, quest'uomo è venuto da fare schifo, questo fa speranza, no? Non lo so, dai, guarda, lasciamo perdere, poi io lo so come vanno a finire queste cose, vanno a finire sempre male. Aspetta, allora fallo per me. Tu prima incontralo e poi decidi. Vedrai che il tuo cuore ti saprà consigliare. Ma è davvero una brava persona. Beh. E io avrò veramente una stanzetta tutta per me. Ma certo! E vestiti nuovi, Sì. che ne so, libri, dolci, cose buone da mangiare, Sì. insomma. E lui è veramente una persona che ama i bambini e adora i poveri. E insieme costruiremo veramente un ospedale in Africa. Oh, tutto quello che vorrai! E allora è proprio il mio principe azzurro. Grazie, Lino. E come si chiama questo principe? Ecco, qui veramente la faccia proprio il quello venire blu.
Mina che l'uscio... Sangue blu, è un aristocratico, è una persona proprio No, nobile. Mina che lui è Sì. Ma è straniero? Io non lo so. Ma che importa? Ma anche se non dovesse parlare la nostra lingua, io con amore e dedizione glielo insegnerò. Mina per favore. Anzi, io chiamerò i migliori insegnanti di tutta la zona, che verranno a fargli lezioni a casa tutti i giorni. Che cosa? Barba blu. Ma che sei impazzito? Ma io con quel mostro, ma neanche morta, ma tu sei pazzo. Ma perché, scusa? È un uomo ridanciano con una folta barba, luccicante. Sì, va bene, è blu, ma è o non è il colore del principe azzurro? E poi ti ricordi? La mamma che guarisce, io che forse trovo lavoro. E il Carmine, a non fare la ragazzina. Guarda che io piuttosto mi vendo anche le scarpe. Ma mi ci vedi con quell'omaccio, con quella barbaccia blu che sembra creata dal demonio? Ma allora lo conosci? Beh, no, ma dicono che faccia paura solo a guardarlo. E poi girano storie strane su di lui, per esempio, che lavoro fa? E come passa le sue giornate, eh? E lo sai quante volte si è già sposato? Più di 10. Dicono che le sue mogli all'improvviso spariscono. E lo sai che fine fanno? Te lo dico io che fine fanno. Quelle scappano. Quello deve essere uno di quei vecchi mariti barbuti e puzza di piedi. E faresti meglio non frequentarlo neanche tu. Quello è uno che ti mette nei guai e ti porta sulla cattiva strada. Ma poi tu pare che io mi metto con uno solo per i soldi. Ecco, Mina, allora ci sarebbe un piccolissimo problema. Un altro? Non so come dirtelo, ma gli ho detto che anche tu volevi incontrarlo, adesso sta venendo qui. Ma io ti ammazzo, mi guarda, ti strozzo! Sì, scusami, ho organizzato tutto prima che ci ripensassi. Ma io non voglio incontrarlo vestita così, poi, ma che gli dico? Oh, ma andrà benissimo. Accusa! Oddio, è lui. Mi raccomando, sorridi. No, mi aspetta, dove vai? Ma dove diavolo sono finiti? Io non ho tempo da perdere. Per me il tempo è denaro. Già, ma che ne sanno questi qui del denaro? Non l'hanno mai visto loro il denaro? Guarda che schifetto. Che brutte cose, poveri ovunque. Come fanno a essere sempre poveri? Io non lo so. Ma che sei quel ragazzetto, quello castano, sì, col ciuffetto, lui è diverso. Lui sì. Lui vorrebbe essere più ricco, lui vorrebbe essere più rispettato, lui vorrebbe essere come me. E chi non lo vorrebbe? E invece qui, tra i poveri e tra le schifezze, ma dico io, lavorano e restano poveri. Conoscete? Eh sì. E sì. Basta, me ne vado. No. Non posso andare. È troppo tempo che non ho una moglie e la gente inizia ad insospettirsi, sì. Quando le persone non possono ficcare il naso negli affari personali, dopo ti vogliono ficcare nei tuoi affari di lavoro ed io no. Non posso permettermelo. Mi serve una moglie, subito, bella, giovane. Magari a crescere. Non incontrare proprio nessuno per... Ciao, Ciao. io sono Barba Blu. Questo lo avevo intuito. In che senso? La barba! Già, piacere. Piacere, Mina. Sì. Oh, è arrivato il Oh, eccoci qui. Sì. Bene, vedo che avete già fatto conoscenza, Adesso mi dice vedere. Bene, Mina, Barba Blu ti deve dire una cosa. Barba Blu ti deve dire io. Sì. Sì! Sei bella, Mina! Ed io mi sono innamorato di te. È che è un po' timido. Ah.
qua non serve a niente, che faccio? Che carino. Vedi, Mina, ho avuto molte mogli in passato, è vero, ma sento che con te sarà diverso. Sei bella, sei giovane, ed io voglio passare il resto dei miei giorni con te. Oh! Mina, come moglie vorrei che tu fossi mio marito. Ah, Mina, vorrei chiederti la mano. Ma la mano ce l'ho già! Sposa! Vorrei una sposa. Vorrei chiedere. Mina, vuoi essere la mia sposa? Sì! Così, su due piedi. Io per questo avrei bisogno di tempo. Il tempo? Come il tempo? Giusto, il tempo! Mentre tu passi il tuo tempo perché ne hai bisogno, io ho fatto preparare dei muffin. Mega muffin alla crema, grossi così. So che ti piacciono tanto. L'ho fatti a casa mia, casa che diventerà tua qualora vorrai essere mia moglie. Ah, beh, io non posso accettarli perché non ti conosco e poi l'amore non si compra con dei dolcetti. L'amore non si compra con dei dolcetti! Giusto. Ma questi sono un semplice omaggio alla tua bellezza, ti prego di accettarlo. Vabbè, giusto un pezzettino. Non si compra con dei dolcetti. Sono buonissimi. Sono buonissimi! Questa volta mi sono usciti proprio bene. Sì, ma li ha pagati per blu però. Vedi, Mina, tu non sei come le altre donne. Le altre donne pensano alle cose ai giocattoli e ai profumi. Tu invece pensi alle cose semplici e genuine fino al fondo. Mina, spero che vorrai vedermi anche domani. Oh, se ti innamorerai di me io sarò pronto a sposarti, altrimenti me ne cercherò un'altra. Che cosa? Un'altra volta resterò solo, a casa, a mangiare picamante. Carino. Ah, un altro regalo per te, ma ti prego di non aprirlo finché non sarò andato via, è una sorpresa. Va bene. Allora vado, così lo apri. Sono ancora qua! Perché va qua? No, io non mi sposo con uno solo perché ha i soldi. E adesso vattene. Già mi hai fatto perdere troppo tempo. Perché si crede questo? Viene qui e io esco con lui solo perché arriva tutto vestito bene, col cilindro, i cani e i regali. Le medicine per la mamma, ma sono costosissime. E beh, perché adesso basta venire qua con le medicine per la mamma e io mi innamoro di lui. Io non ci sto. Dovesse venire anche tutti i giorni con quei mega muffin che mi ha portato oggi. Io non mi innamoro di uno solo perché è affascinante e balla in quella maniera così sensuale. Io non lo voglio vedere per il resto dei miei giorni. No, io non mi innamoro di uno solo perché è intelligente, generoso, onesto, perché ci sa fare, perché mi regala i fiori al primo appuntamento, tra l'altro i miei fiori preferiti. Io non mi sposo con uno solo perché è bellissimo. Però magari uscirci insieme sì. Magari andiamo al cinema. Magari in discoteca. Magari viene anche Lino. Ma sì, va bene. Conosciamo.
Prima dovrai imparare. Sotto la pianta di terreno ci sono tutte sale per giocare.
c'è l'acquario gigante con le alghette marine, le stelle e dei piranha grossi così. C'erano anche altri pesci, ma non so che fine abbiano fatto. Ma poi c'è una piscina olimpionica, 200 metri per 200, e un'altra piscina che fa le bolle, e non mi ricordo come si chiama. Idropassaggio. Brava, la conosci già, l'hai vista. Poi c'è la sala massaggi, c'è pure un nome complicato, fai massaggi. Il venerdì è il tuo giorno libero, un venerdì all'anno. E poi c'è l'armeria, perché ci sono le armi antiche, mi piacciono le cose vecchie, e una sala cinema. Sala al cinema, quindi io potrei invitare tutti i miei amici. Certo, potrei invitare i tuoi. A proposito, ho fatto anche assumere quel tuo amico, Paolo. No, Lino. Così quando non ci sarò potrà farti compagnia. Ma grazie, ma come sono fortunata ad averti sposato. Nina, ma sono io fortunato ad aver sposato te. A proposito, adesso mia cara moglie, ti devo dire una cosa molto, molto importante. Voglio che mi ascolti con attenzione. Vedi, io sarò fuori per tanto tempo. La casa è molto grande e tu dovrai fare le migliaci in mia assenza. Ti do questo mazzo di chiavi che aprono tutte le porte del palazzo. Tu potrai andare ovunque, tranne che in una stanza, e vivere come una regina. Ma grazie, Marco. Attenzione però, è molto importante questa cosa che ti ho appena detto. Questa è la chiave di una stanza speciale. Apre una porta segreta. Mi raccomando, Nina, ci tengo molto. Ovunque, tranne così. Va bene, ti prometto che non entrerò. Giuro. Brava, così mi piaci. Ubbidiente. Sai, Barbablu, non sai come mi credevo. E non mi credevi? Sembri un omone ombroso e girano storie strane su di te. Perché? Che storie girano? Si dice che tu in realtà non sei un commerciante, ma che sei a capo di quegli uomini cattivi che chiedono i soldi al mercato. Quali uomini cattivi, Nina? Quegli uomini che chiedono i soldi alla gente che lavora onestamente. Anche io sono dovuta scappare da lì. Per scappare da loro, insomma, e sono finita a vendere i miei giocattoli per la strada, fino a quando naturalmente non sei arrivato tu. Sei così generoso e queste cose brutte proprio non mi si addicono. Giusto, non mi si addicono. Vedi, Nina, la gente è invidiosa, ecco, invidiosa della nostra ricchezza e quindi mette in giro strane voci. Io sono un normalissimo commerciante. Non so niente di questi tre uomini cattivi. Ma questo posto è una figata! E stanno anche costruendo un cinema, qualcosa. No, non ti preoccupare, Raimondo, tanto stavo andando via. Pino, giusto? Beh, ma adesso dove vai? E ho un appuntamento di lavoro alle 4:30, devo scappare. Posso venire con te, mister? Non ci pensare neanche, Cosetto, queste sono cose per veri uomini. Anche se farai il bravo, prometto che uno di questi giorni ti porto con me. E che cosa farai al lavoro? Come farò? Te l'ho detto, no? Sono commerciante. Adesso, per esempio, sono arrivati quei cosi nuovi proprio dall'estero. Sì, quei cosi che fanno così. Ah, quelle cose che fanno così. Bravo, vanno a lupo, no. Poi te lo spiega Pauletto. Io intanto scappo, guarda, mi raccomando, la promessa. Sì, la promessa. Ce l'avevo scordata, la chiave. Brava, scordarella. Io allora vado, voi fate come se fosse casa vostra. Ma questo posto è una figata! E tu sei bellissima! Grazie. Ma possiamo veramente andare dappertutto! Ah, Ma che c'è? Nina, non sei felice? no, che ho scordato la borsa e... Ah, la faccio io, no problema. Presto, rimettiamoli dentro. Lino, Sì? come fa un commerciante a guadagnare tutti questi soldi? Non lo so, lavorando tanto.
E poi perché ha detto 3? Io non avevo detto 3. Ma di che parli? Dei briganti al mercato, te li ricordi? Ah, Io prima gli ho raccontato tutto e lui ha detto di non sapere niente, poi però ha detto che i briganti erano in 3, io non avevo detto che erano in 3, sono sicura di non averglielo detto. magari già lo sapeva. No, aspetta! La vedi questa chiave? Questa è la chiave che apre la porta della sua stanza segreta, dove nessuno può entrare, neanche io. Ma perché mai dovrebbe avere una stanza segreta? E se fosse cattivo? E se lì dentro ci fossero delle prove, dobbiamo indagare, Lino. Nina, ma non essere così sospettosa. Sei ricca ormai, divertiti, In no? questa casa ci sono troppi misteri. E poi nei guai ci si mette chi è seconda e chi di sospetti, non si fida. Adesso basta. Sembra quasi che non ti piace questa nuova vita. Cos'è? Era meglio mettere i giocattoli per strada. Una volta, parti via. Moglie, ho dimenticato! Papà, la borsa! Sì, avete trovata la borsa con i soldi. Sì, è piena di soldi. Questi sono i soldi per i cosi, come si chiamano? Per i 7 nani. Sì, perché ci sono 7 anni nel corriere che vanno tutte le mattine a lavorare e vanno a lavorare, ma sono nani e nessuno gli dà lavoro. Che carino! È un'ingiustizia, Mina, è un'ingiustizia, ma ti aiuterò con questi soldi, vedrai che potranno comprare una casa a testa, quei 7 nanetti, tanto basta. Io vado, mi raccomando, la promessa. Ciao! Hai visto? È un marito buono e generoso. Altro che tipo sospetto. E va bene, dai, hai ragione tu. Basta brutti pensieri. Però adesso io e te che facciamo? Non lo so. Ci divertiamo? Vieni! Ma mi hai rubato gli occhiali!
Buttiamo la chiave e andiamocene insieme, prima che torni ad ammazzare anche noi.
Mina, se scappassimo ora ci rintraccerebbero in un minuto. E poi io non voglio tornare ad essere povero. Io non voglio più essere povero, io voglio essere ricco. Ricco come Barbablù. E se per farlo mi devo dimenticare di una stanza, per me va bene. Tranquillo. Tutto ritornerà come prima. Che cosa orrenda! Avevo ragione io! Ecco, perché sapeva che i briganti erano in 3. È lui a capo del sistema. E le sue mogli, ecco perché sparivano, li ammazzava lui quando scoprivano la verità. Ma possibile che non ti rendi conto in che pasticcio ci siamo messi? Tu! Ma perché non si pulisce? Perché il sangue non si pulisce con caprezza. Lo lava via solo la giustizia, Lino. Mina, ma ti pare il momento di svenire? Ah, c'è il paradiso! Ah, sono dietro! No, lì, il carino che sei! Forza! Adesso ascoltami bene, Fai finta di niente, gli chiedi come sta, come è andata la giornata. Sì. Come se niente fosse. Come se niente fosse. Ecco i moglietini sulla casa! Sapessi sempre cani, che felicità! Perché urli? Perché? Perché urla? Perché stavamo facendo delle prove di canto. Sì, stavamo provando gli acuti. Senta come brava sua moglie. Dai Mina, fai sentire a Barbablù come sentiamo. Sì, mi piace, non ho mai avuto una moglie canterina, mi piace. Ho capito, però proprio dopo, quando vado via, trovo il canto. Ma canta sempre. Stava firmando un contratto con una casa discografica, allora raccogliamo sempre, di giorno, di notte, anche durante il pomeriggio, durante la pausa di Va bene, Mina, continua a esercitarti, allora fa una cosa, dammi la chiave, così vado a posare una cosa nella mia stanza e poi tu continui a cantare. No, la chiave non ce l'ho. E la chiave l'ho appoggiata sul momento la direzione del passato domingo, che mi ha lasciato purtroppo solo questa, che non è la chiave della salsa brutta. No, la chiave del bagno, la chiave tua non ce l'ho. Mina, non è che per caso sei andata a curiosare? No, ma figurati! E poi, chi vorrebbe entrare in una stanza piccola, buia e tutta sporca di sangue? Oh, Mina! Lo sapevo, hai disubbidito i miei ordini! Sai cosa significa questo? Sì, va bene, sono entrata, però giuro che non ho visto niente! Lo sapevo! Dovevo bruciare te e tutti i tuoi giocattoli! Adesso mi toccherà fare il funerale anche tu, Mina. Non uccidermi, ti prego, non uccidermi, Come tutte le mie ex mogli, non hai resistito e come tutte farai una brutta fine. Peccato, Mina! Potevi essere la donna più ricca della città. Ti prego. Ci penso io. La faccio a pezzi e la butto nell'acqua. Perché dovrei fidarmi di te, cosetto? Perché ha sbagliato, deve pagare. Io ti ammiro, mister. Io voglio diventare come te. Mettimi alla prova e non ti deluderò. E va bene, ma sappi che se sbagli, ammazzo prima dei poieri. Va bene. Però prima mangiamo qualcosa. Certe cose è meglio farle a stomaco pieno. E sia.
fatto? Presto, Pino, spiegami! Io mi chiamo Lino, con l'L, hai capito? E io non voglio diventare come te. Io non voglio diventare uno scemo, vecchio alido e violento. Non hai voluto tu, Cosetto. E adesso a te. Aiuto! Finca naso che non sei altro. Hai le unghie addosso. Dove sei? Entrate. Aiutami! Sono dentro. Oddio, finalmente! Avevo detto io! Che cattivo, io c'avevo ragione! Mamma, le mani! Finalmente possiamo chiamare la polizia.